una gara di bodybuilding a Mantova manca dal 1997, quindi siamo lietissimi di averla riportata e io devo ringraziare in modo particolare il nostro delegato regionale, il delegato regionale della MBBY, Sergio Barozzi, per aver riportato il bodybuilding in queste zone e soprattutto sono contento, evidentemente avrà fatto un buon lavoro perché c'è davvero tanto ritorno sia di persone che di atleti. Grande fermento, ma sicuramente molto del lavoro svolto va merito alla palestra Sport and Fitness. Questo è un campionato regionale, ma in realtà noi con grande piacere stiamo registrando ancora adesso l'arrivo di atleti provenienti dalla Liguria, dal Veneto tantissimi, addirittura ci sono un paio di atleti che vengono da Foggia e soprattutto da Napoli e poi Romania, due atleti che vengono dal Canton Ticino, quindi è un regionale ma ben molto largo. Qui oggi gli atleti si giocano la qualifica per i campionati italiani che si terranno il 17 a Fiuggi, 17 giugno a Fiuggi. Le categorie che saranno in gara sono le categorie della beauty, della bikini, della men physique e poi le categorie classiche di bodybuilding. Al bodybuilding ci si avvicina frequentando le palestre, dopo anni di allenamento il preparatore decide lui quando è il momento di iniziare a fare queste gare. Comunque si inizia con un campionato regionale, poi da lì si va avanti fino ad arrivare a fare campionato Nord Italia, campionato italiano, gli europei, poi i mondiali. Comunque ci vogliono anni e anni di allenamento per arrivare a questo. Allenamento e alimentazione corretta innanzitutto, perché l'alimentazione è la base di questo sport, per cui per arrivare a certi livelli bisogna seguire un'alimentazione mirata, la quale ti porta ad avere dei risultati per poter competere. Senza di questo non si raggiunge niente. Diciamo che tra allenamento e alimentazione l'alimentazione gioca un ruolo del 70%, è molto importante, per cui bisogna fare dei sacrifici notevoli per arrivare a questi livelli. Podio